Le aziende hanno ripreso a lavorare alacremente, in questo momento stanno terminando l'operazione di installazione degli infissi, dopodiché verrà praticamente smantellato tutta la parte della ponteggiatura e andremo a posizionare la caldaia, la nuova caldaia per il riscaldamento. È stato completato un profondo lavoro di bonifica delle strutture del tetto e del sottotetto. Sì, in primo luogo è stata realizzata la superficie del calpestio, cioè tutto il pavimento è stato rifatto completamente con una tecnica molto all'avanguardia. Dopodiché sapevamo che il tetto era purtroppo di un materiale oramai in disuso e non consono. Ci siamo resi conto in corso d'opera che anche il sottotetto era di questo materiale, quindi abbiamo provveduto con la supervisione dell'ingegnere Parpaglione che ha abilmente coordinato tutte le procedure. In collaborazione con l'ASL abbiamo provveduto a smaltire, a togliere e smaltire tutto il materiale e a sostituire con materiale idoneo. Questo anche per avere una certificazione all'altezza per poter garantire tutte le realtà che andranno a fruire di questo impianto sportivo. Obiettivo è riaprire per il periodo scolastico una struttura che viene utilizzata dalle scuole del territorio. Sì, certo, ma non solo. Direi che in questi anni è stata utilizzata per tornei di pallavolo, di calcetto e questo lo vogliamo portare avanti ancora con più, diciamo, con più corposità in futuro, proprio perché l'impianto adesso ha delle caratteristiche di assoluto valore. E ovviamente ha avuto in questo periodo, in questi anni, anche un'importanza, come diceva lei, per la scuola e viene, come dire, utilizzata per l'educazione fisica svolta dai ragazzi della scuola primaria di Levi e quindi se non sarà proprio per l'inizio della scuola che è fissato circa per metà settembre, sarà comunque pochi giorni dopo avverrà questa inaugurazione.